Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Oggi sono qua e sto approfittando di un momento di tranquillità e mi sto rilassando all'ombra di questi alberi, così come fanno molti ospiti che arrivano qui a Val Grande. Ne sto approfittando perché sotto questi grandi alberi e in mezzo a questo verde si può ancora respirare, diciamo, bene. Si può ancora ascoltare il canto degli uccelli, si può ascoltare lo stridio delle cicale e si può anche cogliere il momento per rilassarsi e dedicarsi alla lettura. Però della lettura e del libro che stavo leggendo non ve ne voglio parlare, perché sarà in realtà il contenuto di una delle ciacole del mese di luglio. Voglio invece parlarvi del menù di questo fine settimana, che sarà, viste le temperature, un menù all'insegna della freschezza. Infatti, accanto ai piatti classici, che se qualcuno di voi vuole può sempre assaggiare, come i bigoli o le fettuccine fatte in casa, in questo particolare periodo dell'anno cerchiamo di fare delle preparazioni che possano essere fresche, che possano essere appetibili e che siano preparazioni che soprattutto il nostro organismo richiede. Infatti lavoriamo e proponiamo piatti con frutta e verdura fresca, come delle grandi insalate oppure le insalate di farro o diversi piatti con le verdure provenienti dal nostro orto che in questo periodo, diciamo, hanno sapori e colori diversi. Infatti proponiamo anche tortini a base di verdure, cheesecake salate o altre preparazioni. Ma non solamente piatti a base di verdure, piatti anche con la presenza di carni o di arrosti, però freddi. Se siete curiosi di assaggiare le nostre preparazioni estive, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la solita modalità, prenotando il vostro tavolo. Lo potete fare prenotando, ripeto, attraverso i contatti che troverete tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo in questo mio momento di relax e vi auguro una buona settimana. Ciao!